Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo alla giornata 14 delle Olimpiadi e si comincia con i 100 ostacoli uomini e donne. E si parte bene. Si parte, qua abbiamo solo atletica oggi, la regina degli sport. Benvenuti ai 100 metri ostacoli. Vediamoci un attimo la guida per sicurezza. Ok. 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 Va bene. Si parte ragazzi. Corsia 1, Grecia. Pronti. Tensione alle stelle. Oh, io non ci credo. Ho sbagliato la partenza. E vabbè. Niente, è andata malissimo. Bello. Malissimo. L'ostacoli femminile. 17 secondi Bello. e 33 decimi. Molto, molto godo. Cina, Russia, Belgio. Cina. Russia. No, è Giamaica anche. No, attenzione, doppio oro. Che cazzo di casino è? Allora, aspetta un attimo. Allora, Cina, oro. La Russia sta tornando. Ok. Belgio e Giamaica, bronzo. Ok. Adesso andiamo col maschile e poi andiamo su discipline che forse qualche medaglia la porto, Gli ostacoli non sono mai stata una disciplina troppo comendiana. Benvenuti ai 100 metri ostacoli. Vai. Corsia 1, Bravo, bravo. Grecia. No, vedi, vedi, vedi. Sto strazzato perché mi squalificano. Go, 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 go. Dai, che facciamo la beffa. Dai l'atroce. 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 Terzo, terzo. Dai, medaglietta arrivata. Tempo 14 secondi e 10 decimi. Kenya, Giamaica, Italia. Torna la Giamaica. Adesso la vedremo, tra un bel po' la vedremo di brutto, Prepariamoci. Ok, ragazzi. Ragazzi con il lungo femminile. Pa, 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 pa. Ok. Ricapitoliamo un attimo. Mi piace ricapitolare. Ah, dopo ok. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Dai, qua gli Stati Uniti sono maestri, quindi attenzione, Vai. Vai, 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 vai. Bellissimo. Buono, buono se non è foul. Ah, my god. Dai che è più facile del triplo. Mamma mia, bellissimo anche questo. Foul. Sì, ok, dai. Male, male, male. Invece in fuga, zio Ken. Troppo piccolo. Angolatura troppo bassa. Ah, basta, 4? Ah, bene. Brasile usa Svezia. No, ok.
Attenzione, il Brasile sta superando gli Stati Uniti, speriamo bene. Già un po' meglio, ma non basta. 8-19, quinti. USA torna davanti. Ai ai ai, stiamo prendendo tante medaglie, che non mi aspettavo. Quinto posto. Stati Uniti, Brasile, Sudafrica. So cazzi, ragazzi. Brasile e Sud Africa. Vai, andiamo con il lungo maschile. USA in fuga, signori. USA in fuga, purtroppo. Dai, che non è finita. Ho bisogno di un oro, però, eh. Ho bisogno di un oro. Troppo in alto cosa? Fola. Niente, non gira, non gira. E ancora. Va a cagare, però. Mamma mia, che total disaster. Niente, fallo. Dai, sveglia. Ma perché mi va così? Ma peggio anche della volta prima. Bene. Troppo basso. Wow. Ultimo tentativo, ma purtroppo il sogno di medaglia non c'è. Niente da fare. Disastro assoluto. Stati Uniti, Cina, Polonia. Male. E adesso cominciamo il getto del peso. Getto del peso. Dai. Perché su queste discipline magari andiamo meglio, però sono un po' preoccupato adesso. Vedo che manca ancora tanta roba, eh. Ok, qua teoricamente non sono fortissimi gli Stati Uniti, speriamo. Ok. Ok, questa potrebbe essere la mia, dai. Vai. Dai, Cuba. Perfetto. Ma siamo indietro ancora, siamo ancora indietro. Vabbè, Stati Uniti forti anche qua, no, però basta, avete rotto i coglioni, dai. Dai. No, ho sbagliato, zio Ken, sto tranquillo. Dai. Ma no. Niente. Non ne gira una, eh? Non ne gira una. Bello, forse lo sto un po' meglio. Dai. Non ci credo.
Non ci voglio credere per pochissimo. Let's see what they measure this one at, but that's a decent throw. Per pochissimo. The fifth attempt. Perfetto. Sì, 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 per loro, per loro. E silenzio. E silenzio Stati Uniti. E silenzio Stati Uniti. Stati Uniti addirittura terzi. They are in front. Che palle però. Final round this, last shot. Eh. Anche questo meraveggiao. Meraveggiao. That's a No, good però più basso in complete realtà. from Italy. And the scoreboard E comunque si va a vincere Italia, Romania, USA e vaffanculo. Siamo tornati. medal performance for the USA who finish in third. of 21.98 meters. Third, United States. Romania, bell'argento della Romania. 21.49. Ok. Let's have a look at the Andiamo col getto del peso maschile. Qua devo fare altro oro. È arrivato l'oro, cazzo, di rabbia, di cattiveria, di arroganza, anche forse. Beh, è arrivato. I God. well, the next event here at the Olympic Stadium will come from the Vai. infield. One of the field events is the final. Men's shot put. Representing Dai, Ruggerone Pertile. Well, here he is for round number one. Tight competition this. Angolo giusto, non cominciamo benissimo. Looking to launch it long, but technique just maybe letting him down here. Italy. At the completion of that. Dobbiamo cominciarla meglio. Va bene, dai, ancora 5 tentativi. Angolo giusto. Da foto, ma non è ancora l'angolo perfetto che serve a noi. Madonna. No, no, meglio abbiamo fatto. Italy with Vicini al record del mondo. Ciao. Che cacchio. Here, they're at the top of the scoreboard. No. Ma vicinissimi al record mondiale. Italy. Italy are leading as we reach the midway point. They're in first place. Bene, bene, l'oro in tasca, l'oro in tasca. Quanto godo. Libidine pura, libidine purissima. Ovviamente dritto è meglio. Però è una merda. Good distance on that shot. Well, after that round, Ah, ma nessuno può prendermi. the crowd's delight. Nessuno può prendermi. Well, he lets this one go Vabbè, ormai ho staccato un po' la spina. heading out. This should be a really solid throw from him. Well, these are good times to be following Italy in this event. That's another good performance. Porca miseria, scusate. Ho staccato. Un attimo, ragazzi, scusate. Let's have a look at the Eccomi qua. scoreboard where they sit in first. Vabbè, è andata comunque. Good stuff this from Italy. Decent throw that. Italy with a distance The next Oro italiano, Italia, Polonia, Cina. 23.0. jumping up and down for joy and quite Italia. rightly so. Polonia With a distance of 21.93. e Cina. Recuperiamo i 2 ori persi nel lungo. E adesso abbiamo 400 metri. Adesso andiamo sulle discipline veramente affascinanti. Na, na, na. La, 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 la. The next event here at the Vai. Olympic Stadium sees the athletes on their Manca la Giamaica. Attenzione. Incredibile. Non aspettavo. endurance and speed. Should be an exciting race this. Clean getaway in the 400 meters final. Non sarà facile. Very slow. Non sarà semplice. Come fare ad andare così forte e non tenere... With the leaders.
Madonna, ma i mostre. Cazzo fanno? Fio USA, ma sì, vabbè, ma è buggata USA, vabbè, finita. Finita. Ma come fanno loro a tenere? Vabbè. Vai. Non ho parole. USA, Gran Bretagna. Svezia. Mamma mia, che lotta con USA. GBR che torna alla medaglia dopo un po'. E Svezia. Un bronzino. Scusa, ma la Giamaica dove cazzo sta? Non ci voleva questo, eh? 400 maschili. Ecco la Giamaica, adesso c'è. Ti prego Giamaica, strappa l'oro agli Stati Uniti. One lap of the track then for these 8 athletes as we're underway first time. This athlete really seems to be struggling to meet into their stride in the early stages. Ma come fanno loro ad andare sempre a bomba senza stancarsi? Boh. Giamaica in crisi per il momento, eh? Approaching the 3/4 mark in this race, heading towards the line in the 400 meters. This is going to be close. Heading towards the line here. Non ce da fare. Vince la Giamaica almeno. Quinti noi, mamma mia, duretta, eh. L'Austria è incredibile. Giamaica, USA. Austria. Ok ragazzi, andiamo con i 200. Scusate. 200 donne e uomini. E chiudiamo la giornata 14. È giornata veramente solo di atletica. Siamo nella parte finale. La giornata 15 saranno anche discipline di squadra. E dopo, vabbè, la giornata 16 sarà divisa in più giornate. Sarà il grand finale. Vai. Vediamo se la Giamaica. L'importante è che la Giamaica deve strappare la medaglia USA. Attenzione però, no, USA in vantaggio, non ci credo. Terzo posto. Non va bene. Giamaica molto deludente. Molto deludente la Giamaica a queste Olimpiadi. E adesso andiamo con i 200 maschili. Ricordo che la disciplina regina, cioè i 100 metri, saranno nella final day. Vai. Che delusione per la Giamaica, però, mamma mia. Ma cosa devo fare più di questo? Forse ci prendiamo l'argento, non lo so. Niente, neanche. Sempre USA, Giamaica, Italia. Stati Uniti ha fatto merda, eh. Non sarà facile, certo discipline di squadra dovranno aiutarci molto, rugby, baseball, calcio. Dopo l'atletica non saranno i risultati perché speravi in una Giamaica più forte, invece la Giamaica sta fallendo. Raga, ci vediamo per le medagliere, ma siamo veramente ufficialmente preoccupati.
Ragazzi, ecco il medagliere olimpico. Purtroppo adesso la situazione è bruttina. Stati Uniti sono in vantaggio di 4 ori. Non sarà semplice, abbiamo sempre il totale, ma l'America ci sta massacrando con gli ori adesso. La Cina sopra la Gran Bretagna va al terzo posto delle medagliere con ben 13 ori, 10 argenti, 9 bronzi, 32 totali. Poi Gran Bretagna vicinissima comunque. Giappone che da un po' che non prende ori. Australia lo stesso indietro. Da sottolineare la Giamaica che comunque è salita. La Russia che è salita. Il Kenya è salito bene. Da ridere un po' nel vedere la Svezia con 8 medaglie, di cui 7 di bronzo, incredibile Svezia, e poi non è arrivato niente di nuovo, insomma, quindi un medagliere in questo momento stabile. Però nella giornata 15, la penultima, abbiamo rugby maschile e femminile, baseball maschile e femminile. Qua possiamo fare anche 4 ore. Bisogna stare attenti, se l'orario si può fare. Poi abbiamo il baseball, abbiamo la staffetta 4%, e qua è da capire. Anelli, anche qua c'è solo uomini, lo so, ma come sempre per il solito discorso delle medaglie uomini e donne, e concorso a squadre di Pechino. Raga, qua possiamo fare tanto, secondo me. Questa è la giornata fondamentale per recuperare il gap e poi giocarci tutto nella 16ª giornata, cioè l'ultima, che è piena di robe, tra cui anche cose che sicuramente non riuscirò a far bene, tra cui ecco il concorso a squadre di equitazione non sarà molto semplice, ecco. Però insomma io ci credo. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ci sentiamo con la prossima tappa di questa Olimpiade incredibile. Ciao!